Un gesto di generosità che aiuterà due giovani veneti. Bianca è mancata a Catania a soli 12 anni. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, così cuore e un rene sono stati portati a Padova per salvare la vita a due giovani. Il cuore è stato impiantato ad una bimba che era in attesa da tempo, mentre il rene è stato ricevuto da un ragazzo. Anche il presidente della regione ha voluto commentare questo avvenimento ringraziando prima di tutto la piccola Bianca e i suoi genitori, poi un plauso al sistema dei trapianti Veneto, pronto a scattare come un orologio svizzero, sottolinea il presidente Luca Zaia. Non si può che provare orgoglio, continua, e gratitudine per la generosità dei donatori e per la capacità della nostra macchina trapiantistica di cogliere al volo ogni possibilità. Ciò richiede organizzazione perfetta, grandi capacità cliniche e un enorme impiego di risorse mediche ed infermieristiche che devono scattare all'unisono e subito. Nel 2021, conclude Zaia, è successo ben 528 volte, con altrettanti trapianti eseguiti in periodo di piena pandemia. Non serve aggiungere altro.